entrare alla festa della Lega di domenica scorsa con il tricolore. Esponenti del partito di Beppe Grillo, a rischio denuncia, accusano: qui si capovolge il diritto. Ora voltiamo pagina e torniamo alla festa della Lega di domenica scorsa a Venezia. Proprio nel capoluogo lagunare avevano portato il tricolore, sfidando così i leghisti. Ora però rischiano la denuncia. Parliamo dei grillini che volevano entrare in Riva Sette Martiri, dove era in corso la festa dei popoli padani, promossa appunto dal Carroccio. Le immagini di quanto accaduto nel video che è stato girato dagli stessi aderenti al Movimento 5 Stelle. Vediamo. Hanno raggiunto Venezia, indossato il tricolore e girato tra Calli e Campielli. Domenica scorsa alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo non hanno esitato a sfidare i leghisti che si stavano recando in Riva Sette Martiri a celebrare la festa dei popoli padani. Italia! Su e giù per i ponti di Venezia, tra scontri verbali e qualche momento di alta tensione. Ehi! Carabiniere, guarda! I grillini avrebbero voluto raggiungere il cuore della manifestazione promossa dalla Lega, ma la polizia, nel timore che la situazione già tesa potesse degenerare, ha negato l'accesso agli esponenti del movimento, capeggiato da Marco Gavagnin e Beppe Ricca. Girare col tricolore oggi è una provocazione, cioè esporre la bandiera della nostra nazione è una provocazione, tutto questo? Ci siamo sentiti stranieri in patria, hanno detto i grillini, che rischiano una denuncia per manifestazione abusiva. Siamo al capovolgimento del diritto, ha concluso Marco Gavagnin, secondo il quale i grillini hanno soltanto voluto onorare la bandiera italiana di fronte a vessilli che richiamano geografie inesistenti.